Ciao a tutti amici, da Napoli dell'87 sono tornato, era tanto che non facevo un video sul calciomercato. Vorrei dire la mia su Ciro Immobile al Napoli. Allora, prima di tutto il cartellino di Immobile, secondo me lo Tito spara alle stelle il prezzo del cartellino, come minimo si aggira sui 60-70 milioni, se non più, perché lo Tito l'aveva detto. Poi con il fatto che la Lazio va a giocarsi la Champions League, poi non si sa anche se questo campionato ricomincia, se non ricomincia, c'è troppo casino di mezzo e poi non penso che la Lazio se vada in Champions League possa privarsi di Immobile, di uno dei pilastri di questa Lazio. Anche la volontà del giocatore a restare con la maglia della Lazio c'è e l'aveva detto già in qualche intervista. È vero che poi è napoletano, gli farebbe piacere, gli fa piacere il corteggiamento del Napoli, fa piacere che il Napoli è interessato a lui, si è promessa alla Lazio e poi non penso che la Lazio se ne priva con un posto in Champions League, con un campionato che si sta giocando, il valore del cartellino e tutto. Anche se il Napoli, ripeto, ci può arrivare a quella cifra, perché? Perché c'è un Milik che nonostante sta facendo bene con il Napoli, è vero, non ha continuità, non ha quella continuità che ha Ciro Immobile alla Lazio. Cosa farebbe il Napoli? Metterebbe Milik sul mercato. Il cartellino di Milik si può aggirare intorno ai 40 milioni, non di più secondo me, 30-40 milioni. Ricavandone 30-40 milioni, il Napoli gli mancherebbero sempre quei 20-30 milioni per poi arrivare ad Immobile. Quei 20-30 milioni per arrivare ad Immobile potrebbe farli anche vendendo Koulibaly. Un tesoro molto grande quello per Koulibaly. È vero, non si tratta più di 130-100 milioni come si era detto, anche se difficilmente convinci ad uno come De Laurentiis a portarti Koulibaly con pochi soldi. Devi spendere minimo 80 milioni per portarti Koulibaly a casa. E se il Napoli riesce a vendere Koulibaly con 80 milioni, fai cassa ad 80 milioni per Koulibaly, altri 40 milioni per Milik e sei a 120 milioni. È ovvio che poi ad Immobile lo puoi prendere, avendo già preso anche il difensore che può sostituire lo stesso Koulibaly, Rachmani, che poi Napoli sarebbe anche interessato a un giovane del Friburgo, un altro difensore, così sarebbe proprio a posto la difesa con i 4 difensori, 2 titolari che ormai stanno convincendo, ragazzi, perché Manolas e Maksimovic sembrano una coppia perfetta. Mi dispiace con tutto il cuore che Koulibaly se ne vada, però se dobbiamo fare un sacrificio per la società, perché comunque il Napoli se non riesce a rimpiazzarsi fra le prime 4, un sacrificio dovrà pur farlo. Se non è Koulibaly, all'anno qualcuno partirà di sicuro. Lozano, il cartellino di Lozano, anche se va via, se prima l'hai pagato 40 milioni, come minimo ora costerà 20 milioni. Perché 20 milioni? Perché è svalutato, ragazzi, per quello che ha fatto nel Napoli. Al PSV Eindhoven era tutto un altro giocatore, quello che non è riuscito a dimostrare al Napoli, anche per il poco spazio, secondo me. Io penso che più che Immobile, perché Immobile resta difficile, molto difficile, ma non impossibile, appunto perché il Napoli con queste cessioni potrebbe avere i soldi per comprarlo. Tutto dipenderà da Lotito, dalla Lazio quando voglia venderlo. È vero, se ci dai tutti questi soldi, Lotito te lo porta subito a Napoli. Anzi, tu metti in la macchina e tu fai viaggiare da solo. Cioè, anche in coppa alla barca, cioè anche a perdo umano. Insomma, se gli butti i soldi avanti, capace te lo manda, ma difficilmente penso che la Lazio si privi di un giocatore che poi faccia la differenza e che poi la Lazio appunto andrà a giocarsi la Champions League l'anno prossimo. Riguardo agli altri possibili acquisti in attacco, Jovic più possibile, così come Belotti. Belotti perché? Perché Belotti non farebbe le coppe europee, né Europa League né Champions League, con una contropartita come si era sentito di Petagna. Cash appunto arriveresti a Belotti e lo potresti portare più facilmente a Napoli anziché Immobile. Immobile resta molto difficile la pista, non impossibile ma molto difficile. Vi ripeto,
mentre quella di Belotti, quella di Jovic sono più possibili, anche perché Jovic non trova più lo spazio al Real Madrid. Il Napoli può arrivare a tutti e tre i profili, però soltanto che due profili di questi sono più fattibili, mentre quello di Immobile resta un profilo molto difficile. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello 87 ed iscrivetevi al canale. Magari facessimo Ciro, non ti preoccupare e niente. A posto si fa pesce e pesce, facciamo Ciro e Ciro. Buona serata a tutti amici, da Napoliello 87 e speriamo che tutto questo passi, perché non se ne può più. Noi non possiamo resistere a casa, ma vedere la gente che muore è una brutta situazione. Un abbraccio da Napoliello 87 e spero che voi e le vostre famiglie state bene amici miei. Buonanotte a tutti. Da Napoliello 87 e forza Napolese.